Una buona domenica, ben ritrovati a voi telespettatori che ci seguite da casa. Come di consueto torna l'appuntamento del fine settimana con questo nostro confronto che noi chiamiamo il sì e il no, che insomma mira sempre a dialogare di un argomento di attualità con due personalità che ci possono dare anche opinioni contrastanti. Vogliamo provare a ragionare insomma sui temi che più ci stanno a cuore in questi mesi e in questo periodo. E oggi abbiamo scelto un argomento che in questa settimana ha fatto molto parlare, perché ci sono state alcune regioni italiane che hanno preso delle iniziative autonome e ne parleremo anche sulla bontà di tali iniziative, ma l'argomento è assolutamente caldo perché parliamo di vaccinazioni, nella fattispecie di vaccinazioni contro il coronavirus. Sapete che è iniziata la campagna in tutta Italia e in tutta Europa, pur con qualche ritardo, forse fin troppo eccessivo, ma la domanda che ci poniamo oggi è molto semplice, cioè i lavoratori in sanità dovrebbero vaccinarsi obbligatoriamente? È questa la domanda che ci poniamo. Io innanzitutto vi presento e saluto i due ospiti con cui parleremo oggi. Buongiorno Giampiero Avruscio, presidente dell'Associazione Nazionale Primari Ospedalieri dell'Ospedale di Padova. Buongiorno Giampiero. Buongiorno a tutti i telespettatori. Grazie per essere con noi. Io saluto anche Egidio Busatto, che è il coordinatore regionale di NURSIND, Sindacato delle Professioni Infermieristiche per la Regione Veneto. Buongiorno Egidio. Buongiorno a tutti. Allora, vi abbiamo coinvolto perché l'argomento è ovviamente di stretta attualità e quando si parla di libertà di scelta in fase di vaccini ovviamente è un tema che riguarda davvero tutta la popolazione. Per oggi ci concentriamo insomma sulle persone che in sanità lavorano e comincerei chiedendovi innanzitutto una cosa che deve essere spiegata ai telespettatori. Comincio con lei, Giampiero Avruscio. Allo stato dell'arte attualmente per chi lavora in sanità non c'è l'obbligo di vaccinarsi, giusto? È questo il punto di partenza da cui dobbiamo partire. Allora, un obbligo di vaccinazione non esiste, ma non credo che non esista per legge. E quindi non c'è un assoluto consiglio. Come dire, c'è anche il fatto che chi appunto lavora in sanità e quindi è chiamato anche a operare contro le malattie, a prevenirle, insomma c'è anche come dire, quello che non è scritto da nessuna parte, nessuna legge, tranne che nel nostro giuramento di Ippocrate, che è primo, non nuocere. E se io non voglio nuocere alle persone, allora devo agire per la prevenzione e per la cura delle patologie. Insomma, ecco, quindi questo, però un obbligo non esiste, insomma, non esiste per legge. Anche per le altre patologie, per esempio quando io devo prendere una decisione terapeutica, io devo condividerla con il paziente. L'obbligo è di condividerla con il paziente, ma il paziente per legge può anche rifiutare una terapia. Le faccio un piccolo esempio: io lavoro nel campo dell'angiologia. Se per salvare la vita a un paziente è necessario operare una amputazione di un arto magari in gangrena e senza quell'amputazione mi mette a rischio la vita del paziente, io non posso obbligare il paziente a farlo, ma devo spiegare al paziente, ai familiari, al medico di medicina generale quello che insomma è opportuno fare per salvare la vita del paziente, però il paziente potrebbe anche dire no, io non voglio farlo. Ecco, questo insomma, è un po' il quadro e l'ambito generale. Per quello che riguarda le vaccinazioni come tutti i farmaci sono stati studiati e come tutti i farmaci c'è una sorveglianza farmacologica che dura negli anni, nel tempo, anche per l'aspirina, per qualsiasi farmaco conosciuto da tempo. A differenza degli altri farmaci, quando per esempio si studia il farmaco per l'ipertensione, gli anticoagulanti, allora si selezionano delle categorie di persone. Invece per il vaccino è stata presa tutta la popolazione e sono state escluse solamente le persone, almeno per alcuni vaccini, con la Pfizer per esempio, le persone minori di 16 anni e le persone in gravidanza, le donne in gravidanza. Per altri vaccini l'età è più bassa, ma è stata presa tutte le patologie, quindi la sperimentazione è stata fatta su larga scala. Ora è chiaro che se si vuole arrivare a quello che è definita l'immunità di gregge, con l'immunità di gregge si arriva in due modi: o non facendo nulla e quindi lasciando molti feriti e morti sul campo, come insomma sta succedendo purtroppo,
oppure vaccinando le persone e quindi salvando anche delle vite e arrivando quindi all'immunità, perché almeno il 70%. Il problema serio adesso, che poi si può discutere vaccino sì, vaccino no, ma il problema serio è che mancano le dosi. Noi E certo, dall'inizio del 27 dicembre ad oggi siamo al 2,68-2,7% di immunizzazione. Per arrivare al 70% pensi quanti mesi ci vogliono. certo. Quindi, e questo fa male anche all'economia, perché chiaramente questo stop and go, avanti e indietro, non fa bene né alla salute né all'economia. Quindi il Assolutamente. problema fondamentale sono proprio le dosi di vaccino che purtroppo mancano, insomma. Assolutamente, dottor Abruscio, chiaro che quello che dice lei è sicuramente sotto gli occhi di tutti e ci mancherebbe. Egidio Busatto, io ho deciso di coinvolgerla nella discussione oggi, prendendo anche spunto da insomma, una dichiarazione che come sindacato delle professioni infermieristiche avete fatto nel corso di quest'ultima settimana, e cioè magari riferendosi ad alcune aziende sanitarie proprio del territorio che paventavano la possibilità di sanzioni addirittura per i sanitari che non volessero vaccinarsi contro il Covid. Avete ritenuto questa possibilità in un certo senso discriminatoria oltre che illegittima? Come mai? Sì, allora intanto diciamo che il motivo per cui non è obbligatoria e non lo può essere, non lo può diventare per disposizioni delle regioni è dovuta al fatto che questa cosa compete al governo, nel senso che solo una legge italiana può definire l'obbligatorietà a una vaccinazione. Quindi, perché questa cosa era stata tentata anche da alcune regioni per quanto riguarda il vaccino dell'influenza e poi è stata impugnata e è stata annullata proprio perché questa cosa è di competenza del governo. Okay? La Corte europea si è espressa il mese scorso dicendo che gli stati non devono obbligare per il momento una vaccinazione obbligatoria. E quindi diciamo che tutta la popolazione è tutelata e con queste norme non si è escluso nessuno, quindi neppure il personale sanitario. Ovviamente noi pensiamo e diciamo che le leggi non sono fatte mettendo a repentaglio la vita dei pazienti che sono ricoverati in ospedali. Ci sono altri mezzi che tutelano la salute dei pazienti, di cui non si parla mai e che invece, secondo me, bisognerebbe iniziare a parlare. Sembra quasi che il tutto dipenda dal fatto che il personale sanitario debba essere vaccinato al 100%. Il problema non è questo. Cioè, è chiaro che bisognerebbe poter vaccinare la stragrande maggioranza della popolazione mondiale per debellare sì, per risolvere il problema. È difficile, ci sarà bisogno di tempo, di tanti sacrifici, ma è questo il punto che bisogna raggiungere. Voler saturare al massimo, cioè vaccinare al 100% tutti i dipendenti della sanità, tutti i sanitari, diciamo, a parte il fatto che è un'utopia, perché comunque c'è personale che ha dei problemi di salute per E ci cui è mancherebbe. comunque escluso e con le situazioni che stiamo vivendo degli ospedali e la carenza di personale infermieristico, medico, non è pensabile di poter escludere personale sanitario all'interno dei servizi, perché già facciamo fatica ad andare in ferie e poter garantire i servizi, quindi pensare in questo momento di escludere personale semplicemente perché non si è vaccinato è un'assurdità e è una discriminazione alla luce delle leggi vigenti. Le faccio però una domanda molto diretta a Egidio Busatto. Se lei dice non è pensabile escludere forze che sono già esigue, è chiaramente un discorso che sta in piedi assolutamente condivisibile. Le chiedo però, già con questo vaccino, insomma, mi pare si sia dimostrato che la circolazione del virus non viene limitata, perché noi ben sappiamo questi vaccini che si stanno somministrando adesso proteggono, la metto in soldoni così anche i telespettatori la possono capire, più dai sintomi che dall'infezione, cioè il virus continua a circolare e un vaccinato può a sua volta addirittura essere un portatore, tra virgolette. È chiaro che però se una percentuale di persone che stanno nell'ambiente sanitario rischia di rimanere, insomma, addirittura fuori
dal personale vaccinato, questo può rappresentare un problema. Cioè, le forze rischiano di venire a mancare ugualmente. Non è solo un problema di discriminazione, o no? Certo, ma in effetti sicuramente è utile che buona parte del personale sanitario sia vaccinato, non c'è dubbio, perché il vaccino protegge dalla malattia, ok? E noi comunque abbiamo degli esempi, io dove lavoro io c'è già qualche caso, ma in tutta Italia stanno uscendo i casi di personale sanitario regolarmente vaccinato che dovrebbe essere protetto, in realtà lo sappiamo che già le case farmaceutiche e l'AIFA hanno dichiarato subito che la copertura non è al 100% di chi è Certo. vaccinato. Quindi era scontato che qualche vaccinato si sarebbe ripositivizzato per vari motivi. Quindi, per carità, però da qui a parlare di obbligare tutto il personale, diciamo che ci sono per i limiti che abbiamo, che ha questo vaccino che non si conosce ancora, che problematiche può dare a lungo termine e quindi anche innanzitutto a chi ha già delle problematiche di salute sue, ma anche a chi è sano, ovviamente qualcuno può avere il timore di fare questo vaccino e quindi è giusto che questo diritto sancito per legge sia garantito e noi che siamo un sindacato dobbiamo garantire i diritti dei lavoratori. E i È diritti stato, è sono anche questi. stato, è stato assolutamente chiarissimo Egidio Busato sotto questo punto di vista. Dottor Abruscio, la coinvolgo nuovamente. Insomma, abbiamo fatto il primo voto e risposta da questo punto di vista qui e lei ci raccontava anche nei giorni scorsi che se fosse per lei, ovviamente tendiamo ad escludere le categorie di persone che per proprie situazioni cliniche non possono farsi il vaccino. Io tenderei ad escludere questa percentuale di popolazione perché è sacrosanto che chi può incorrere in problemi ulteriori possa essere scartato da questa fetta di popolazione. Ma lei cosa pensa sinceramente di un infermiere, di un medico che in piena coscienza, senza nessun altro tipo di ostacolo, decide di non vaccinarsi? Lei ci raccontava ha una posizione abbastanza chiara da questo punto di vista. Guardi, io parlo per me, parlo per quello che è il mio essere medico. Io poi non rappresento l'ordine dei medici e non rappresento una categoria politica. Io se trovo un paziente che fuma, io posso, dato che sono sempre angiologo, il fumo si sa che fa male alle arterie e magari questo ha una patologia, è un'esperienza anche personale. Mio papà aveva solo un vizio, il fumo, che l'ha portato purtroppo, insomma, a morire. Ma è chiaro che io dico guarda che devi smettere di fumare, ma io non posso a quel paziente fumargli in faccia perché diventerei poco credibile, cioè nel senso che se io ho un atteggiamento, ripeto, verso il mio prossimo e sono convinto che gli faccio del bene a dirgli certe cose, però non posso dirgli in un modo e poi dopo agire in un altro. Allora, tornando un po' ai vaccini, è un po' un discorso anche di credibilità. Se io medico sono uno che dice beh io non mi vaccino, non voglio vaccinarmi, ma non perché ho stomacce che ci siano chissà quali problematiche di mezzo, perché è chiaro che però nello stesso tempo come faccio poi dopo a dire ai pazienti vi vaccino? Cioè, è un discorso proprio di che noi medici abbiamo una complessità che un po' la salute, vede, non è come si intendeva una volta l'assenza della malattia, no? Ma il raggiungimento di un equilibrio psicofisico, sociale a 360 gradi e questo rapporto medico-paziente è fondamentale, per cui io, come dire, quando do una medicina a un paziente e do un po' me stesso, nel senso che do anche le mie convinzioni e tutto quello che il mondo scientifico, non dimentichiamo che siamo nella patria di Galileo Galilei qua, insomma, no? A Padova, l'anno prossimo compie 800 anni questa Università di Padova dove sono state fatte le scoperte che hanno cambiato radicalmente il mondo della medicina e non solo. E quindi io mi trovo in questa condizione per cui se lei mi chiede io insomma agisco in questo modo, poi ripeto non sono uno che fa le leggi, non sono rappresentante dell'ordine dei medici, quindi insomma il mondo è bello anche perché è vario, però le dico che noi per esempio
abbiamo avuto sul nostro budget, perché sa, noi ci chiamiamo ospedale, però siamo azienda, ospedale, università, quindi le regole sono quelle di tipo aziendale, diciamo, no? E nel budget noi è stato messo la vaccinazione del personale sanitario, reparto per reparto, almeno a raggiungere il 60%, proprio considerando magari tutti quelli che hanno problemi, che non possono, eccetera, però insomma nel nostro budget c'è effettivamente insomma un certo grado di raggiungimento di vaccinazione. È chiaro che in questo frangente, dato che, ripeto, non c'è un obbligo per legge, però deve esserci la diffusione dell'informazione, perché altrimenti se noi medici ci trinceriamo, o almeno parlo per me, ripeto, sul fatto di avere dei dubbi sulla scienza, è chiaro che poi dopo il mio paziente come fa a dire ma scusa, se il mio medico fuma e mi dice a me di non fumare, insomma non è credibile. Ecco, io ripeto, parlo per me e per quello che è il mio modo di essere medico, insomma. Ecco, Certo, ma quindi, ci mancherebbe, dottor Avrusci, insomma, le opinioni sono belle anche per questo, perché è bello dibattere e concentrarsi su un argomento sentendo anche delle posizioni che possono essere diverse, le ragioni dell'una e dell'altra parte. Gide Busatto, lei cosa pensa, insomma, all'obiezione che le ha sollevato il dottor Avruscio? È chiaro che lei rappresenta gli infermieri, non i medici, ma sempre dello stesso ambito stiamo parlando. Lei concorda con questa visione o avrebbe qualche postilla da darci? Ma diciamo che noi come sindacato abbiamo sempre caldeggiato e consigliato di vaccinarsi. Comunque chi diciamo non ha paura, chi ritiene comunque Qui non già abbia parliamo di paura, problemi. però. Qui Come? qui già parliamo di paura. A Sì, livello ma sì, di perché esempio, sì, come sì, sì, diceva il ma il dottor problema è Abruzzo, stiamo questo. entrando in una dimensione molto personale che può essere forse più del paziente che del medico in questo momento. Sì, perché vede, c'è chi ha problemi, la paura perché è cosciente di avere dei problemi di salute lui e quindi dice questa cosa potrebbe mettere a repentaglio la mia vita, visto che comunque, o comunque la mia salute, visto che comunque non ci sono ancora conoscenze approfondite a medio-lungo termine degli effetti collaterali che potrebbe avere questo vaccino. Quindi comunque d'altro canto, sì, bisogna considerare che prendere il virus è un grosso problema di salute, nel senso che comunque, soprattutto chi si vaccina, cioè inizia ad avere una certa età, eh, per chi diciamo ha una discreta età, prendere il virus potrebbe essere un grosso problema e lasciare strascichi importanti per la propria salute. Quindi uno fa un po' di ragionamenti e poi sceglie. Ovviamente anch'io, io, no- io personalmente mi sono vaccinato immediatamente. Il 31 dicembre hanno iniziato le vaccinazioni e io ero fra quelli che sono stati vaccinati, il 31 dicembre del 2020. Io normalmente non mi vaccino non faccio il vaccino antinfluenzale, perché diciamo ritengo che per me vada bene così. Ok? Ogni anno magari può capitare che sto a casa un paio di giorni per l'influenza, mi si formano gli anticorpi e sono a posto. Per questo vaccino qua, a differenza di altri, per esempio, ho ritenuto fosse il caso di farlo, perché ho fatto le mie valutazioni, come ha fatto chiunque. Quindi dipende da quanti anni ho, dal mio stato di salute, tenendo conto assolutamente dal punto di vista etico che è fondamentale che più gente possibile si vaccini, perché questo è determinante per debellare il Covid, noi lo diciamo sempre, però è chiaro che è giusto lasciare spazio a ognuno di fare le sue valutazioni, che sono etiche ma anche personali della propria salute. E poi c'è chi ha dei problemi di salute e quindi è preoccupato, c'è anche chi non ha problemi di salute e è legittimo che possa dire comunque, non essendoci le conoscenze a lungo termine delle ricadute, effetti collaterali che potrebbero esserci, per il momento riteniamo opportuno non vaccinarsi. Per carità, sono la minoranza. Personalmente ho preferito vaccinarmi e ritengo che sia giusto così, ma è giusto tutelare anche chi non la pensa come me
e che, per cui la legge lo tutela e noi facciamo la nostra parte dal punto di vista sindacale. Assolutamente, assolutamente. Dottor Abruzzo, le faccio una domanda molto diretta. Abbiamo detto che dal punto di vista non solo normativo, legislativo in questo momento, ma credo anche deontologico, lei è un medico, parlo per la vostra categoria, non c'è un obbligo in questo senso. Secondo lei sarebbe il caso che venisse introdotto, parlando per assurdo, perché si è detto che anche l'Europa si è pronunciata in termini abbastanza netti in questo senso, ma se lei avesse la bacchetta magica e potesse scegliere, lo introdurrebbe o no? Io se avessi la bacchetta magica farei produrre molti più vaccini. E fin qua. O Questo sparire il virus intanto. che tanto così Guardi, risolviamo il io, problema. io le, bravo, io le faccio ancora un altro esempio. Noi nella medicina siamo abituati a valutare rischi e benefici. Faccio un esempio. Se un paziente ha una malattia, è una malattia magari grave, e c'è l'indicazione, devo portarlo in sala operatoria, io devo valutare se il rischio operatorio è minore rispetto al beneficio, cioè nel senso che se io non operando il rischio di morire di questa persona è superiore. Allora, se però operandolo io lo mando a patente, c'è il rischio è maggiore, non lo opero. Non so se rendo l'idea. Certo. Quindi noi lavoriamo sempre così, con tutto, con i farmaci, con qualsiasi cosa, con gli interventi, con tutto. Allora bisogna valutare anche su questo discorso del vaccino il rischio e il beneficio. Io ho premesso che c'è una sorveglianza farmacologica come tutti i farmaci che va negli anni, perché noi medici, se un paziente mi dice guarda ho avuto mal di testa a prendere l'aspirina, non è detto che l'aspirina abbia provocato il mal di testa, però io devo scrivere, no, in maniera tale che così con la sorveglianza, se 1 milione di persone prendendo l'aspirina ha avuto mal di testa, allora si può, come dire, correlare, Ci si fa delle cosa domande. che invece, perfetto. E così anche con... Allora io mi pongo, perché ripeto, al di là di qualsiasi legge scritta dello Stato, di una monarchia, di una dittatura, c'è una risposta deontologica che va al di là di qualsiasi legge, che è legato al nostro proprio giuramento per cui noi siamo medici e che facciamo. Allora, nel momento in cui mi trovo in questa pandemia, e io che vivo in ospedale e vedo quello che vedo, con persone che muoiono, perché ci sono anche i dati della Regione Veneto, pazienti Covid che muoiono non tanto in rianimazione quanto anche nei reparti di medicina, fino da 0 a 64 anni, che sono una grande quantità, oltre che quelli che poi dopo vanno in rianimazione o nelle RSA, quindi non è soltanto una questione come di età, no? O di rischio. Allora io mi trovo davanti a questo discorso. Allora, è meglio affrontare il rischio di avere degli effetti collaterali del vaccino rispetto al beneficio che ne posso avere su 1 milione e miliardi di persone, perché qui è tutto il mondo, la pandemia non è legata solamente a Padova o un quartiere, qui è tutto, per cui ci va di mezzo tutto, ci va di mezzo la persona, la salute, l'economia, cioè questo virus, questo piccolo microorganismo invisibile ha messo in ginocchio tutte le potenze mondiali, ma ha messo in ginocchio anche il nostro sistema di vedere il mondo in chiave economica, in chiave di sociale e per tutto. Ha messo in ginocchio tutto, c'è bisogno che noi dobbiamo riflettere su che futuro e che mondo vogliamo appunto per il futuro. Allora, tornando sempre a questo discorso, io metto su un piatto e una bilancia ed è chiaro che tutti i vantaggi sono a favore del farmaco e del vaccino, perché è dimostrato, e lo dimostrano anche quando non ci sono altre armi, che gli ospedali si riempiono.
si riempiono di Covid, si riempiono di morti e non sono esclusi anche, come dire, le persone giovani, perché è vero che probabilmente muoiono di meno, però insomma in rianimazione ci finiscono. Il problema fondamentale non è neanche il fatto di dire la mortalità da Covid rispetto alla popolazione generale, che è bassa, ma il problema è che quando io ho contemporaneamente tantissime persone che devono essere ospedalizzate per il Covid e occupano le terapie intensive, io non ho più spazio per curare gli altri, per cui c'è una mortalità aumentata per infarto, per le persone che hanno tumore, per tutti quelli che poi non fanno tutti i controlli che al di fuori del Covid andrebbero fatti. Quindi il problema serio quindi non è tanto la mortalità da Covid, ma è tutti in generale proprio la salute poi della comunità. E questo quindi io valutando rischio e beneficio è chiaro che si propende poi dopo per dire non è che dice non c'è nessun rischio, ma Certo. è accettabile. È come dire, ripeto, vado in sala operatoria, che cosa faccio? Se lo opero, questo muore, magari a metastasi dappertutto, cosa vado a operarlo? E diventerebbe accanimento terapeutico. Certo. Ma nel momento in cui valuto che però io c'è un beneficio perché posso eliminare una patologia e magari aumentare la sopravvivenza di una persona e la sua qualità della vita, e allora è chiaro che scelgo l'intervento. Ecco, questa è un po' la misura, no, del nostro essere medici, insomma, e anche quindi col vaccino. Insomma. Certamente, certamente. Dottore, è stato chiarissimo da questo punto di vista. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti, insomma, di questa nostra chiacchierata. Volevo coinvolgere Egidio Busatto, che vi ricordo, insomma, per voi telespettatori è il coordinatore regionale del Sindacato delle Professioni Infermieristiche. Le volevo fare, Busatto, una domanda, non dico provocatoria, ma volevo lanciarle insomma, un quesito, perché mi veniva in mente proprio in questi minuti, quando si parlava, tra virgolette, di esempio, come ci diceva il dottor Abruscio. Negli ultimi anni siamo arrivati in Italia, dopo infinite discussioni tra etica, medicina, politica, chi più ne ha più ne metta, ad introdurre per certe categorie l'obbligo vaccinale per l'iscrizione a scuola. E tutti sappiamo quello che è successo negli ultimi anni su questo tema, perché tanto più quando di mezzo ci sono i bambini, soprattutto sappiamo che la tematica è ancora più sviluppata e infervora mamme, genitori e quant'altro. Partendo da questo presupposto, cioè che lo Stato italiano ha deciso negli ultimi anni di dare un po' una stretta da questo punto di vista, di imporre il vaccino ai bambini per iscrizione a scuola, come possiamo spiegare alla popolazione il fatto che ci si debba vaccinare contro il Covid, però non mettiamo l'obbligo perché è giusto che sia così, quando magari per iscriverci a scuola l'obbligo c'è? Cioè, come si conciliano queste due cose? Ma guardi, io credo che la differenza la faccia semplicemente il fatto che ci sono dei vaccini che sono stati testati per anni, quindi di cui abbiamo una sicurezza anche sugli effetti collaterali a lungo termine, che ci danno, diciamo, delle certezze. Quello che in questo momento non abbiamo per i vaccini del coronavirus non è colpa di nessuno, perché questa è una cosa che non può avere già degli studi, è ovvio, no? Però è il motivo per cui alcuni sono timorosi a farlo. Quindi secondo me non è paragonabile la cosa. Magari fra qualche anno si potrà anche farci qualche ragionamento, ma allora avremo dei dati certi, delle statistiche, Cerco di e, interpretare e quello che allora mi sta dicendo in una come? pillola. Cerco di interpretare quello che mi sta dicendo. Sì. Avere un piccolo dubbio sul vaccino anti-Covid appena uscito non significa essere Novax, traduciamo Vabbè, così? assolutamente, assolutamente. Certo. Anzi, una cosa che noi sottolineiamo, io ho sottolineato in tutti gli articoli che ho mandato in questo ultimo periodo, è che Novax è una filosofia ben precisa di negazionismo, di rifiuto dell'importanza del vaccino, del rifiuto della nocività di un virus, di un batterio. E noi invece assolutamente, poi come operatori sanitari, siamo assolutamente coscienti del valore che hanno i vaccini, del fatto che ci sono di virus, di batteri, eccetera. Quindi il Novax in sanità, fra gli operatori sanitari, non esiste. È un termine che viene usato in maniera inadeguata, inappropriata nei confronti di chi non si vaccina invece per altri motivi che non sono Novax.
Penso sia stato chiarissimo anche da questo punto di vista. Siamo veramente in chiusura, ho tempo veramente solo per salutarvi perché insomma la nostra mezz'ora purtroppo si è esaurita. Avrei voluto parlare anche più ampiamente con voi perché la tematica è assolutamente interessante. Giampiero Abruscio, grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo per le Grazie a lei, settimane a venire, grazie a speriamo voi. di uscirne presto. Lei si sente di rassicurare anche un po' i telespettatori? Guarda, al momento attuale il controllo, almeno qui c'è, da 60-70 pazienti Covid che arrivavano giorni, settimane scorse, adesso ne arrivano insomma sotto i 20 al giorno, però ci preoccupa tutto quello che c'è intorno, quello che sentiamo a Brescia, insomma adesso vediamo, bisogna assolutamente, e questo è un messaggio che mi sento da dare sia a chi si è vaccinato, a chi ancora non si è vaccinato, di tenere alta la guardia. Mi raccomando, perché noi non abbiamo altre protezioni, altre armi se non proteggere gli altri e noi stessi con le misure che insomma sappiamo. E incrociamo le dita e speriamo che i vaccini arrivino anche sempre più numerosi perché alla fine torniamo sempre lì, ne Sì. abbiamo bisogno per uscirne definitivamente. Grazie Giampiero Abruscio, presidente dell'Associazione Nazionale Primari Ospedalieri dell'ospedale di Padova. Grazie Egidio Busatto del Grazie, Sindacato arrivederci. delle Professioni Infermieristiche e coordinatore regionale per il Veneto. Grazie Egidio per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie a voi Arrivederci. ovviamente che ci avete seguito da casa, come sempre ai Reporter CNO vi dà appuntamento a domenica prossima. Da parte mia l'augurio di un buon proseguimento di fine settimana.